Ve li ricordate? Hanno fatto la storia, ma solo per 15 minuti. Che fine hanno fatto? Abbiamo deciso di dividere il meglio del trash italiano in un iceberg da 4 strati, dai più famosi a quelli che non ricordate per nessun motivo. In questo video approfondiremo le origini di ognuno di loro e ne analizzeremo la caduta o la morte in alcuni casi. RIP YouTube. Guardiamo l'iceberg con quello del Titanic, guardiamo l'iceberg con quello del Titanic, perché gli amici da troppo conte che hanno raccolto antimi italiani del resto del mondo. Guardiamo l'iceberg con quello del Titanic, guardiamo l'iceberg con quello del Titanic, perché gli amici da troppo conte che hanno raccolto antimi italiani e del resto del mondo. E dai, dopo da Giangi! Primo strato, i famosi. L'Avvo Fatto, critico d'arte e fondatore del dipreismo. La sua carriera inizia da politico ecclesiastico per via della sua educazione cristiana. Senti Andrea, invece se tu volessi descrivere la tua vita in sintesi, cioè proprio le tue origini. A parte il fatto che io non esisto, non sono reale, attenzione, io vengo da un paese piccolissimo del Trentino e ho fatto fino a 35 anni il vescovo laico, ma per cosa? Per infiltrarsi in politica. Certo. Il suo boom lo ha nei primi anni 10, grazie alle sue interviste con vari personaggi trash che approfondiremo in questo iceberg. Se non fosse per lui, molti di loro non esisterebbero. Evitiamo di raccontare il suo passato, ma anche presente, di droghe, poiché famoso è più. Ha registrato vari video porno che potete trovare su siti più adatti. Ad oggi sembra essersi pentito dell'uso di droghe. Un mese fa ha aperto un GoFundMe che ha superato già il goal dei 10.000. Grazie a lui possiamo passare al secondo nome del primo strato, ovvero Giuseppe Simone. Giuseppe è uno dei personaggi più famosi e acclamati del trash italiano, personalmente il mio preferito. Inizia con dei video curriculum per cercare lavoro e col tempo, anche grazie ad Andrea Di Pre, divenne un fenomeno trash paragonabile all'Incel primordiale di YouTube Italia. Viene ricordato per la frase celebre Monella! 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 Sei una monella! Ma ci sono varie citazioni da non dimenticare. Avvocato, Zora mi ha fatto incazzare. Zora mi ha fatto incazzare. Cosa c'ha questo? Cosa c'ha questo? Cosa c'ha questo? Neanche un chilo di vagina. No, voi non rifiutate neanche di vedere i miei bellissimi occhi. Mi metto gli occhiali. Prego, avvocato. In cosa si sostanzia la donna? In che cosa si sostanzia? Avvocato, ce ne vuole, insomma, ecco. Una mucca è stata travolta e uccisa lungo la statale 118 tra Agrigento e Raffadali. Rosario Muniz si contende il posto con Giuseppe Simone per miglior scoperta di Andrea Di Pre, personaggio super volgare e grottesco. All'apparenza sembra il protagonista di un film di serie C anni 60, ma in realtà è nei primi anni 10 che la sua figura divenne conosciuta ai più. Conosciuto per La figa nel culo e le sue varie canzoni. Ho la figa nel culo, che mi bolle dentro. Ho la figa nel culo, basta. Nel 2022, Di Pre, verosimilmente per motivi di hype, diffuse l'annuncio della sua morte, mentre ad oggi Rosario sembra essersi pentito del suo passato da fenomeno trash. È possibile vederlo come ospite di alcune serate in discoteca, vari podcast e programmi TV. Peppe Fetish. Questo ho avuto il piacere di conoscerlo. Se tu non fossi Peppe Fetish per tutti, chi saresti ad oggi? Beh, sinceramente non lo so questo, perché penso che... Ma se io non avessi fatto quello che ho fatto, io può essere anche che mi sarei annoiato, perché non avendo interessi, non avendo passioni, mi sarei annoiato, non saprei che cosa fare. Quindi forse questo personaggio per te è stata una salvezza? Da un lato sì e da un lato no. Certo. Sì. Giuseppe è un nostro compaesano, frequenta abitualmente il famoso quartiere del Vomero. Divenne famoso su Facebook per via dei suoi annunci per l'appunto fetish, dove offriva somme dai 20 ai 50 euro per leccare e annusare piedi e, cito testualmente, sporchi, chiatti, anneriti, puzzolenti e con talloni screpolati. Ha spesso dichiarato di voler smettere di pubblicare video pubblici, ma tutt'oggi è attivo sui social, fiero di essere il portabandiera di uno dei kink più sdoganati degli ultimi 10 anni. Forse dobbiamo tutti un grazie a Peppe.
Follettina Creation inizia il suo percorso su YouTube con vari tutorial, per poi spostarsi su video incentrati sulle bambole reborn. Bambole di neonati ultrarealistiche di cui prendersi cura. Famosa per il suo caffè con poco zucchero e il maritozzo con la panna col doppio della sua età. Si è anche esibita a Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, la di pre della Mediaset in un certo qual modo, cantando uno dei suoi brani preferiti, Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Ha partecipato anche a Ciao Darwin e Avanti un altro. Nota anche la sua amicizia con la diva del tubo, regina indiscussa del trash italiano. Richard Benson. Richard Benson nasce in Inghilterra nel 1955 e ha benedetto il suo italiano dalla giovane età, ma diventò famoso ai più per il ruolo del metallaro nel programma Quelli della notte, dove Richard sbraitava e si incazzava su vari argomenti, principalmente musicali. Nel 2000 cadde da un ponte. Lui sporse denuncia, ma si pensava anche a un tentato suicidio. Nel 2016 un ormai decaduto Richard insieme alla moglie chiedono aiuto al web con pochi risultati. Nel 2022, dopo anni di malattia, Richard ci lascia a 67 anni. Addio leggenda. Un pollo! Ve lo ricordate? Mai più! Jack Benetti, alias di Desiree Guarnieri, è un profilo maschile creato su Ask FM, nato dalla domanda della giovane Desiree: ma se fossi maschio, quante ragazze mi scriverebbero? Famoso per il video sfogo dove schizza male. Desiree negli anni ha raccontato di quanto sia stata derisa per quel video e quanto esso le abbia rovinato la vita. Singolo pubblicato il 2 ottobre 2014, cantato da Luca Sarracino ed Elvira Visone. Ai tempi entrambi avevano solo 14 anni, quando il web si scaglia a tutta forza contro questa canzone, prendendone in giro i ragazzi e la musica in sé. Elvira ad oggi si è allontanata dai riflettori del mondo della musica, sembra stia studiando all'università e si vocifera di un suo ritorno nel mondo della musica. Stessa cosa vale anche per Luca, si è laureato, ma non ha abbandonato la musica, anzi, continua a pubblicare cover sui social. Ciao cocoriti, benvenuti nel mio cazzosissimo iceberg, ma voi questo ve lo ricordate? Questa è benzina e io mi do fuoco. Una frase che riecheggia ancora nella memoria di molti, pronunciata da Nicola De Martino durante la trasmissione 10 minuti su Rai 2, il 14 dicembre del 2006. Avevo 19 anni io. Un gesto estremo dettato dalla disperazione di un padre separato in lotta per l'affidamento del figlio, che ha scosso l'Italia per carità e ha acceso anche un grosso dibattito. È veramente la morte civile. Sì o no ragazzi? Sì o no? Sì o no ragazzi? Sì o no? Oklahoma. Siamo ritornati, porca troia. Motherfather. Puoi dirlo forte, Samir. Motherfather. Gli italiani vi piscio in bocca. Father, mother. Rap rumor. Remus e Samir hanno fatto la storia di YouTube Italia. Caricano il primo brano, che conosciamo tutti nel 2009, sul canale di Matteo Penna. Ma la redazione di Troppo Content consiglia vivamente di ascoltare la non altrettanto famosa Rap Rumeno 2, pubblicata nel 2012. Ad oggi si sa ben poco dei due ragazzi, tranne per un grave incidente subito da Matteo e la sua fidanzata Elisa Ferrero nel 2017. Elisa purtroppo perse la vita, mentre Matteo fu ricoverato in coma. Ci dispiace di cuore per l'accaduto. Speriamo vivamente che Remus e Samir tornino con quello che potrebbe essere il miglior ritorno nella scena musicale di sempre, Rap Rumeno 3. Nella vecchia Romania, Luca Giurato nasce a Roma nel 1939, uno dei migliori meme che la TV italiana abbia potuto ospitare. Luca, giornalista con una carriera solida alle spalle, entra in Rai negli anni 80, ma solo negli anni 90 si fa conoscere dal popolo italiano, conducendo in diretta Uno Mattina. La sua fama si basa sui vari lapsus, vongole e scivoloni linguistici, tra cui Ballerino andava in una scuola di Ganza vicina a Livorno. Epimediologo, cos'è? Epimediologo. A fra poco. Massimo Tamarro, capoformazione delle frecce di colori. Sono maggiore Massimo Tamarro. Parlavi del corpo e si parla solo del corpo. Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospiti. di cui la Gialappa ha fatto grande uso nel programma Mai Dire TV. La sua dicotomia, da buon giornalista dietro le quinte a grande gaffman con le telecamere, lo hanno reso simpatico al pubblico e ciò gli ha permesso di rimanere in TV in maniera seria fino al 2010 circa. Purtroppo ci ha lasciato l'11 settembre 2024 a causa di un infarto fulminante. È mollo, è morto. Ci dispiace, è morto. Buongiorno.
piccolo Lucio. Era il 2011 quando Lucio Vario si cimentò in questo videoclip girato artigianalmente. A me piace a Nutella era semplicemente un video per la sua comunione, ma all'epoca andò viralissimo sullo YouTube di una volta. Dopo quel successo, infatti, tentò di fare carriera nel mondo della musica pubblicando un album, ma non replicò mai la fama di A me piace a Nutella. Fu per lui soltanto una grande esposizione, che è stata motivo di bullismo e prese in giro online, che lo hanno poi portato a evitare questo tipo di fama. Molto famosa nel 2020 la sua apparizione a Primo Appuntamento su Real Time. Nel 2023 invece ha fatto una pubblicità per Sivola, l'agenzia di Human Safari, dove canta la parodia di A me piace a Nutella. Starà tornando? La giusta scelta Giuseppe Sapio, a.k.a. Sorrido Sempre Ciao, a.k.a. il Justin Bieber napoletano. Nato il 5 gennaio 1999, è originario di Ponticelli, cresciuto tra San Giorgio e Ponticelli, dove ha studiato all'istituto Rocco Scotellaro. Carriera e vita pubblica. Giuseppe Sapio cominciò a farsi conoscere su Facebook intorno al 2013, pubblicando video in cui si mangiava pesciolini rossi vivi e si abboffava di Nutella. Il suo tormentone è Sorrido Sempre Ciao, diventato quasi un marchio distintivo. Fu intervistato anche dal caro Andrea Di Pre. La notorietà però non fu solo positiva. Sapio ha raccontato di aver subito critiche, insulti, minacce, specialmente da utenti del web che lo attaccavano per il suo aspetto fisico o per i contenuti provocatori. Infatti rimase assente da YouTube per circa 2 anni. Ci furono vari cambiamenti fisici e drastici e religiosi nella sua vita. Infatti il caro Peppe Sapio prima divenne un palestrato e si convertì alla fede cattolica. Ad oggi ha perso qualsiasi progresso fisico ed è ridiventato obeso e ha aperto un'agenzia di viaggi insieme alla mamma, Rossana Viaggi, in cui sono specializzati per fare viaggi trapianto di capelli verso Istanbul. Questa è la sua proposta di matrimonio. Aurora, puoi sposarmi? Non è vero. Non è vero. Quindi noi auguriamo il meglio a Giuseppe Sapio, grazie per le risate che ci hai fatto fare. E ora passiamo a Gaetanino. Gaetanino è un fenomeno altrettanto interessante, però per motivi completamente diversi, perché Gaetanino io lo considero il Beetlejuice italiano. Gaetanino è questo ragazzo affetto da nanismo o da microcefalia, non so quale sia la diagnosi corretta, però lui ha sempre, accompagnato chiaramente da persone che gli fanno i video e che gestiscono i suoi social, ha sempre fatto pariare un botto, perché con accento napoletano estremamente marcato e quella vocina faceva tipo questi video con i negozianti di vestiti, negozianti di cibo, andava nei negozi e faceva collaborazioni con video incredibili, tra cui ricordiamo qua il video in cui lui diventa Tupac, che i ragazzi di Troppo Content metteranno, perché è incredibile. Da lì in poi ci sono stati contenuti di Gaetanino eccezionali e il più virale, così come per Giuseppe Sapio era l'intervista di Di Pre, per Gaetanino sarà la canzone Zona Rossa, uscita dopo la pandemia. Zona Rossa che tarantella, e ci sta lui pura pandarella. E il fenomeno Gaetanino, che già dal 2017-18 è iniziato, prende piede dal 2020 in poi in maniera molto intensa. Gaetanino diventa virale spessissimo. Vediamo qua Gaetanino, non si sa perché, con la spada di Mihawk di One Piece. Insomma, Gaetanino è questo jolly di internet napoletano che io adoro personalmente. E la mia saga preferita di Gaetanino è quella delle vacanze estive a Mykonos. Lui ogni anno va con la sua cricca a Mykonos e niente ragazzi, succedono cose. Quindi noi ringraziamo Gaetanino per le immense risate che ci ha donato, specialmente durante la zona rossa, la pandemia. Ecco, io me lo guardavo a ripetizione perché mi faceva schiattare dalle risate. E questi due elementi per me sono molto importanti, hanno formato il mio umorismo, e quindi dopo averli analizzati passo di nuovo la parola e ringrazio ancora gli amici di Troppo Content. Ciao Aiu, ci vediamo sul mio canale però. Ciao. Dennis Dosio, influencer, cantante e personaggio TV trash per antonomasia. Il classe 2001 ha bestemmiato in TV nell'edizione 2020 del Grande Fratello VIP. Si è messo le patatine nel culo per il suo OnlyFans e ad oggi fa video motivazionali spiegando che il suo essere trash è stata solo una strategia di marketing. Ma diciamo che noi non ci crediamo così tanto. Ma è soltanto nel momento dove l'ho saputo abbracciare, l'ho accolta nella mia vita, l'ho guardata negli occhi, che allora ho avuto la forza di trasformare qualcosa che era così buio, tetro e doloroso in una motrice di cambiamento.
Cristian Onesti, in arte Akuma X Rex, originario di Montecorvino Rovella, come da lui precisato nella sua canzone Montecorvino Rovella, inno scritto per la sua amata patria, l'ha cantata proprio sul piccolo schermo, nel programma La Corrida. Akuma è anche un grande tifoso del Milan, famose le sue reazioni fatte in casa, o meglio, in cantiere. Su YouTube ricopre il ruolo di chef, gamer e cantante. Note le sue litigate con la chat su Twitch. È stato uno dei migliori amici di Kung Lao. Claudio Imperiano, in arte Kung Lao, è nato a Sant'Eustachio, una frazione di Montecorvino Rovella. Anche lui, essendo un ragazzo in gambero, canta varie cover ed è dato sapere che ha... Il mio pene è lungo 20 cm. Purtroppo lui e Akuma dopo un intervento in radio insieme hanno litigato. Ecco qui spiegato il motivo del litigio dal diretto interessato. Ragazzi, io questa persona perché volevo più avere a che fare. Perché si è comportata male con me. Ora vi spiego. Un giorno è venuto a casa e mentre noi stavamo parlando di che mia zia stava per morire, era indubata. Lui a un certo punto è andato dalla sedia urlando ma perché non lasci stare la mia fidanzata? E lui ha preso le sue cose importanti e se n'è andato. Tu ti tieni il telefono, mi dai massimo 1 o 2 giorni. Io adesso esco di qua appunto solo una cosa, a fare soldi. O bacino, o bulette, o tacatà, o tacatà. Rita De Crescenzo. Rita De Crescenzo è un fenomeno TikTok conosciutissimo tutt'oggi, influencer e cantante di matrimoni. Nell'ultimo periodo si è fatta conoscere per il caso Roccaraso, dove anche grazie alle sue sponsorizzazioni la località ha avuto evidenti problemi di overtourism, creando disagi e l'attenzione dei media. Ma Rita ha progetti ben più grandi, vuole entrare nel mondo politico. Ultimamente ha partecipato a varie manifestazioni politiche e sta cercando di intraprendere questo percorso in maniera seria, o almeno così dice. È stata accusata di traffico di droga nel 2017. Alcune accuse sono cadute, ma il processo è ancora in corso. Ha ammesso di aver lottato contro la dipendenza della cocaina per 27 anni ed è riuscita a sconfiggerla grazie all'aiuto di suo figlio, ad oggi commesso del controverso Napolitano Store, su cui non ci dilungheremo. Fabrizio, ma tu che ne pensi di Rita De Crescenzo? Dopo aver letto la sua storia. Io la conoscevo la sua storia, e io penso che Rita De Crescenzo sia un personaggio che rispecchi l'attuale fruizione che si fa dei contenuti di TikTok. Cioè un personaggio che tu vedi su TikTok, anche se tu non l'hai mai vista, la conosci, anche se l'hai intravista, la conosci perché è sovraesposta. E alla fine io non condanno lei, perché come lei ce ne sono tanti altri che insomma hanno visibilità. Io condanno, tra virgolette, chi ne parla come noi da questo momento, dico la verità, condanno me stesso anche, perché noi diamo un fuoco che tu ci soffi sopra e dai sempre più, alimenti questo fuoco, capito? Questa è la cosa. Se noi piglio puta caso utopicamente non parlassimo più, lei non esisterebbe più. Secondo me bisognerebbe non parlarne, ovvero che il che sta facendo è paradossale. Però così. Però per questo iceberg abbiamo fatto un'eccezione per questo iceberg. Vabbè, facciamo per l'iceberg. Ringraziamo Fabrizio. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi. Ciao. Assumi giapponese o io sono giapponese? Sono giapponese. Secondo strato. I 15 minuti di fama. Loro sono finiti anche in TV, molto spesso ripudiano il loro personaggio, ma ce li ricordiamo tutti? Andrea Lungi. Andrea Lungi è diventato celebre in rete per la disposizione in tribunale durante il processo per il caso Bonsu, la brutta storia di un pestaggio a sfondo razziale che ha visto coinvolti alcuni vigili parmigiani e in veste di testimone Andrea Lungi. Tutto è andato su un giorno in pretura, famosa la sua frase al giudice: 5 euro, 2 canne, dai. Adesso ha 33 anni, studia la cultura giapponese, è stato solo sfortunato nel cadere nelle droghe. Dottor Bavaro, 25enne di 180 kg che studia giurisprudenza. Si è costruito il personaggio di Dottor Bavaro, un classista e ricchissimo snob napoletano. Inizia un percorso di dimagrimento con Jans, ma lo appende per fare porno. Famosa la sua frase mentre si fa urinare addosso: Mamma ragazzi, è meglio dello champagne. Here comes the money. Africa is back again.
Enrico Pasquale Pratticò. La sua popolarità è nata nel 2014 grazie a un video in cui si autodefiniva un ragazzo carino che lavorava zappando a Vigna in cerca di una ragazza. Questa clip ha rapidamente spopolato online anche grazie all'intervento dell'opinionista Andrea Di Pre a una vigna a San Motta. Gira, dai. Ma tu sei... Saluta Antonio. L'11 novembre 2015, durante un video amatoriale in cui, seduto in auto insieme al padre Antonio, Marco lo invita alla telecamera con la frase ormai celebre "Saluta Antonio". Il video, pubblicato su YouTube, raccolse circa 8 milioni di visualizzazioni. Fu ospite di programmi come Le Iene e la sua immagine fu usata per gadget, spettacoli e serate, trasformando il personaggio in una sorta di icona del trash virale. Non tutto è stato rose e fiori. Marco, durante l'adolescenza, è stato vittima di bullismo. In varie interviste ha raccontato di essersi sentito ingombrato dal personaggio costruito intorno a lui, tanto da desiderare una vita normale, senza l'etichetta social addosso. Può accompagnare solo. È un uomo di nome William, originario della Liguria, divenuto involontariamente celebre durante gli Swiss Harley Days di Lugano nel 2013. Durante un'intervista, mentre mostrava con orgoglio la sua Harley Davidson e il suo fisico palestrato, affermò: Può accompagnare solo. Vendetta vera, non finirò in galera. Fuori Truce Baldazzi. Truce Baldazzi è il nome d'arte di Matteo Baldazzi, rapper bolognese diventato virale nei primi anni 2010 con il brano Vendetta Vera. Odio la scuola. Lo stile ingenuo e rabbioso lo rese simbolo del cosiddetto LOL rap, amatissimo online ma anche deriso. La popolarità improvvisa gli portò bullismo, depressione e isolamento, tanto da allontanarsi dalla scena, anche se oggi posta ancora. Vendetta vera, non finirò in galera. Fuori Truce Baldazzi. Ci stanno tracciando, stacca! Canazzo, vero nome di Luca Fiumara, nato a Itala, Messina, nel 1989. È stato un fenomeno virale dal 2013. È diventato famoso con canzoni come Jessica ti amo e Valentina. Ha avuto milioni di visualizzazioni e collaborazioni con Andrea Di Pre. La sua vita personale è segnata da problemi di salute, relazioni sentimentali raccontate nei brani e un periodo di carcere, dopo il quale è tornato con il singolo Finalmente Libero nel 2023. Libero! Il king del vintage, king dei rimasti. Lui ha inventato il sorriso Nike e ha un negozio a Benevento di vintage. Ha inventato il termine rimasti, che sintetizza molto i presenti nell'iceberg. Ma quale cazzo è progetto, cacca, gente sta tutta in ginocchio. Il mondo è un posto davvero orrendo, ok? Un bacio affettuoso dal king. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. Aurelio Del Regno, 58 anni, originario di Nocera Inferiore. Utilizza frasi come "viva la pucchiacca" e "buona maionese" per intrattenere il pubblico. Aurelio ha anche pubblicato un libro intitolato Più forte dentro, scritto durante un periodo di detenzione. Nel libro racconta che grazie al teatro ha conosciuto TikTok e da lì ha aperto l'account che l'ha portato alla fama. 118! Chiamate il 118! Voleva dire 112. Se non dai fuoco alla banca, sei un coglione. È un meme italiano nato da un'intervista durante le proteste No Expo a Milano nel 2015. Un giovane manifestante, Mattia San Germano, all'epoca aveva 20 anni e studiava a Pavia. Durante il corteo del 1° maggio fu intervistato da TGcom24, dove dichiarò: minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza, cioè se non do fuoco alla banca sono un coglione, minchia, secondo me. Senza parlarci, scusa. Protagonista di Primo appuntamento indiscussa, alla Tourette e bestemmia, manco fosse colpa sua. Bomba anarchica. Era bomba anarchica, all'anagrafe Fabio, è un barbone romano. Si mette sui bus e inizia a parlare a cazzo di cane, oppure canta qualche bella canzone. Sai, solo io le posso cantare la canzone, stai sotto un cielo sbagliato. Chamioncino. Chamioncino è il soprannome di Omar Gueye, un giovane senegalese cresciuto a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. Il suo nome deriva dalla parola italiana chamioncino, piccolo chamion, in riferimento al suo lavoro come netturbino, che lo ha visto spesso stanco dietro al chamioncino. Oh, abbassa quella voce da gallina! Childhood italiana in un video. Il vulcano ha rotto
Domenico Bini. Domenico Bini è un musicista, cantautore e chitarrista italiano, nato a Trani, Puglia, il 24 giugno 1980. Conosciuto per il suo stile musicale che mescola heavy metal e influenze italiane. Ve la ricordate questa? Oltre alla sua carriera musicale, Domenico Bini ha lavorato in vari settori, tra cui la polizia penitenziaria e la motorizzazione civile. Bambola Star. Bambola Star è una donna trans col pene di un cavallo, una performer e un personaggio della notte, escort, pornoattrice brasiliana. È anche la fondatrice di Star Eventos, un'agenzia che organizza eventi e concorsi di bellezza nella comunità LGBT+. Il suo saluto quotidiano è Buon dia Brasil, boa tarde Italia. Lorenzo Valitutto. Lorenzo Valitutto, residente a Sicignano degli Alburni, nel Basso Salernitano, ha iniziato la sua attività su YouTube nel 2008, con il canale Crazy Lori 84. Nel 2014 ha avviato un nuovo canale, Bombolo Bombolo, dove ha continuato a pubblicare contenuti fino al 2015. Ha scritto un libro di poesie sul computer della biblioteca comunale, ed è nano per colpa di un medico che l'ha tirato troppo forte al parto. Ma questo è il bello della diretta. 130! Martin Garrix Animals! Si vola! Nel 2017 Fedez convinse Martin Garrix a nominare le frasi celebri del video di 130. Martin Garrix si vola. Frasi che lo stesso disc jockey olandese pronuncerà più di una volta nell'apertura dei suoi concerti. Alessandro Catone, un tizio originario di Saronno che tutti ricorderanno per una clip di pochi secondi in cui inalava con una cannuccia inserita direttamente in una narice dell'alcol o comunque delle sostanze liquide. Una volta fatto ciò è passata alla storia la sua esclamazione: porco schifo, è uno sballo, mi piace. Alessandro Catone divenne poi anche scoutato, se vogliamo, da Di Pre. Alessandro Catone dopo quella clip era caduto un po' nel dimenticatoio, ma ritornò in voga quando si seppe che morì. Insomma, tutto l'internet si riunì con affetto a ricordarlo. Un'esclamazione, porco schifo, è uno sballo, mi piace, che se presa così, estrapolata, senza saperne l'origine, si può anche ricondurre a un sfottò del doppiaggio italiano ai film americani, cosa che Catone non voleva ma che poi ha restituito ai posteri. Terzo strato. I dimenticabili. Gli anni della nostra vita. I dimenticabili. Info su di loro, molto difficili da reperire. Li ricorderete quasi tutti. L'iceberg inizia ad affondare. Dario Greggio, il mio preferito personalmente in tutta questa lista. Nato a Torino nel 1967, si diploma al liceo scientifico Marie Curie di Grugliasco nel 1985 e frequentò per 2 anni ingegneria elettrica, senza conseguire però una laurea. Era un giovane nell'era fervente del mondo della tecnologia. A 19 anni vinse un premio e craccò vari software per il Commodore 64. Lavorò anche nel campo dell'informatica e della domotica. Nel 2013 fu condannato però per truffa dal Tribunale di Pisa, nonostante fosse vittima di furto d'identità e non poté accedere ai suoi documenti per motivi tecnici, cose che lo spinsero ad andare via dall'Italia. I Cerrato sono la cosa più schifosa del pianeta! I Cerrato sono la merda! Morte, Cerrato! Il punto dei carabinieri! Nel 2014, a metà anno, decise di cambiare nome in Cinzia e anche di cambiare sesso. Nel 2017 invece sviluppò Forget Ivrea, una scheda elettronica alternativa ad Arduino e dual core, e nel 2020 la trasformò in un emulatore dell'Amico 2000 per i primi home computer italiani. Ha fatto vari video in cui ringrazia il Covid per aver ucciso tanta gente, tra cui carabinieri e medici. Godo, più il virus vola e più io esplodo di gioia. Così. È una soddisfazione. Súbeme la radio, esta habitación, siento il cazzo che va subiendo. Valentino, famoso per i suoi video beatbox cinesi horror, come Charlie Charlie Are You Here. Ha fatto video per anni senza mai far capire al pubblico se ci era o ci faceva. Consigliamo la visione del video di youtuber Diego dedicato a lui. Ad oggi ha cambiato sesso ed è riapparsa su TikTok come colei che lanciava le pietre al mare. Una pietra, 2 pietre. Quindi chiedi cazzo quanto fa, coglione! Tipico pomeriggio veneto. Erlucertola. Luca Duchi ha 44 anni ed è in prigione ad Arezzo. Ma non è vero, perché fa video col kebabaro. È stato scarcerato e ad oggi fa video su TikTok con un kebabaro a tema Persona 5. Capito? Barbone romano. Non si sa nulla su di lui. Vasco Prealpi, barbone drogato milanese. Massimo Visconti, barbone alcolizzato romano. E il Sambucone Molinari, se avete curativo.
Tonino 1, leggenda del primo trash di Facebook di Napoli. Andò anche in TV grazie alla sua non apparizione a Chi l'ha visto. Ritrovato poi a Roma, Termiti. Da lui le famose citazioni Che di paura e fatta barba che fai schifo. Amici di Troppo Content, Siamo qui con il creatore di Tonino 1. Ciao ragazzi. Sì, ma facciamo saltare a Tonino. Aspettate. Innanzitutto, cosa ti ha lasciato Tonino 1 come eredità? Ma ti ha lasciato niente, ma ti ha lasciato niente. E invece un aneddoto? Allora, rispondo un attimo a lui che mi ha un'eredità che sono stati bei momenti, questo è vero, ci siamo divertiti, questo sì è vero, questo sì. E un aneddoto, posso dire che una volta sono andato a casa sua a chiamarlo, senza telefonino l'ho fatto mettere paura. Lui talmente che se mi mise paura, sì, ci viene una crisi, cioè no, io non vengo più. Ci mettono subito 20 euro allo momento. Ci mettono subito 20 euro, però se no non vengo. Ma poi come si è costruito il rapporto? Cioè è stato Come graduale? l'hai conosciuto? Io già lo conoscevo da anni. Poi un giorno così. Non è un familiare? No. Poi un giorno mi venne, diciamo, quest'idea di creare la pagina, però niente dice, lo conoscevo già da piccolo. E ci sono mai state mazzate tra di voi? Qualcosa l'ho preso, sì, qualcosa da pigliare, sì. Però qualcosa pure me lo sono scansato, diciamo. E lui è sempre stato così, è sempre stato Tonino come l'abbiamo visto nei video. Sì, lui da giovane com'era? Cioè... È sempre stato un po' così, diciamo. Sì. Che storia? E ripeto, bei momenti ragazzi, non posso manco di facile la barba, non facciamo schifo. Ciao ragazzi, ciao. È troppo caro, voglio ciao, stato buono. Ora è cresciuto ed è tornato. Più forte di prima. E sta proprio buono. Questa uva passa? Vedete? Passa? Passa? Passa e non saluta? Ma che cazzo passi a fare? Federico Rossi ad oggi è un campione di go-kart. L'avreste mai detto? E non gareggia. CSF Gaetano paga, bartender world champion del 2007 per Bacardi Martini, è un professionista del bartending e oltre a questo è anche un grandissimo TikToker, uno dei primi a popolare l'universo dei rimasti su TikTok nel 2020-2021, famoso per le sue espressioni o le sue citazioni come Martina, pasta il pisello o il pesce? Cosa scegli? Patate tutte e due, pisello a pranzo e pesce stasera a casa. Let's go! Manny Fresh, il king di Lugano, personaggio nato nel 2018 nel pieno periodo hypebeast di YouTube. Tra Barengo e il diario del russo c'era lui, Manny, famoso per le sue storie da gangster americano. Ha ricevuto l'appoggio di Bello Figo con cui collabora per la canzone Burger King. Ad oggi ha aperto un nuovo canale TikTok dove lo vediamo impiegato come estetista. Mi facevo 1200 al giorno, voglio il cash e le puttane. Io amo Ilias Maluma. C'erano un italiano, un marocchino, un francese e un brasiliano. È una barzelletta? No, sono proprio le sue origini. Diventato famoso tra il 2019 e il 2020 per copiare in maniera pessima Denis Dosio. Quindi figuratevi, le sue viziatire erano pazze di lui. Una delle sue canzoni più famose è sicuramente Oh Tokyo, non farmi aspettare, ti voglio sbattere. Dedicata alla protagonista della Casa di Carta. Ma non vanno dimenticate le ancora più famose Quel bambino che fa Shoshika, cover di Yoshi, e il feat con Velofigo. Le sue ultime apparizioni sul web le ha fatte proprio con lui, con le loro sfide quiz. Quanti sono i 7 nani? Quelli che giocano nel Milan. Ah, adesso giocano al Milan? Allora, i 7 nani che giocano al Milan, quanti sono? Quanti? 199. Quarto strato, i dimenticati. Qui cadiamo nell'host media, ragazzi. Vescienza Sacchetta, alias di Vincenzo Impanato, è sconosciuto, perché dimenticati, raga, per le sue apparizioni in TV nei programmi di Bonolis, king del trash della TV italiana, ed è stato ospite anche nel programma Peppy Night, in voga a Napoli per la maggior parte del 2024. Oggi non parliamo di lui per Cose Oggi, ma del suo passato dimenticato da tutti. Vincenzo è forse il più giovane e allo stesso tempo longevo dei personaggi del web. Ai tempi, nel 2015, all'età di circa 10 anni, andò virale con la sua canzone Tiki T. Il giocatore più forte del mondo
e Leo Messi. Tigidi. Matteo Montesi, a.k.a. Scoop Dog. Matteo Montesi. Chi non è un vero G del trash non lo ricorderà, ma è uno dei capostipiti del trash del web italiano. È stato anche uno dei primi veri vlogger italiani, uno dei primi a fare urbex su YouTube. Spesso veniva chiamato il profeta, vista la ricerca della spiritualità nei suoi video. La sua caratteristica principale stava tutta nel professare concetti sacri con parolacce e linguaggio scurrile. Baby Mary, altra scoperta dell'avvocato di Pre, divenuta famosa a soli 9 anni. Ai tempi la bambina era protagonista del video insieme alla sua famiglia. Lei bestemmiava, urlava parolacce con sfondi familiari, tra cui la mamma con una pistola in mano. Questo è forse uno degli episodi più controversi per la carriera di Pre, che, proprio per questo video, venne radiato dall'albo dei giornalisti e il fatto, o meglio l'avvo fatto, venne anche preso in esame del garante per l'infanzia. Bobbe Malle, aveva tutta la piantagione. Tony Cacone, originario di Reggio Calabria, era il famoso pazzo di zona. E qui stiamo parlando di tempi ancora più antichi di YouTube. Bobbe Malle è una di quelle canzoni che venivano passate da cellulare a conchiglia a BlackBerry tramite Bluetooth. Forse alcuni di voi non conoscono né il cellulare a conchiglia né il BlackBerry, ma qui parliamo di un pezzo di storia del trash italiano. Tony Pitoni la sta portando coverata e ricoverata ai live. Figa. Non mi dispiace, non me ne pento, dato la mia vita a Gesù. Ragazzi, per favore ridateci il video originale, non si trova più. Nonno Fiorucci. Nonno Fiorucci è noto per essere il creatore della bestemmia artistica. In questo caso Nonno Fiorucci ha un pesante dialetto perugino e questo si sente spesso quando impreca. Impreca sia contro le divinità o se la prende con l'aspetto più umano e più terreno, più familiare, ossia il nipote, che si trova sempre tra i piedi, tra l'unghio incarnito. Una delle clip più famose in cui il nipote accidentalmente gli pesta il piede e Nonno Fiorucci parte decantando tutta una serie di bestemmie creative e imprecazioni. Nonno Fiorucci è, diciamo, il topino di campagna di quello che è stato il topo di città, ossia Germano Mosconi. Per me lo spettro della imprecazione è costituito da questi due elementi, accomunati appunto dalla creazione di imprecazioni che sono un flusso creativo, non è la mera bestemmia che si esaurisce. Io sono Susi, una ragazza truzza appunto, e sono diventata truzza circa ieri perché intanto io ascolto musica tunz tunz tunz. Anche su di lei purtroppo non ci sono informazioni. Maestro Pandolfi. Ah, la Sardegna, isola dove nasce il più grande maestro di arti marziane di sempre. Visto che sono sicuro che molti di voi non l'abbiano mai visto o se lo siano inculati, farò parlare il video. Vai video, parla video. Vado a rallenti. Non ha fatto arti marziali, allora vi attacca come un pazzo. Vi invitiamo a guardare anche il suo bellissimo film che trovate proprio qui su YouTube. E ora chiamami i carabinieri, veloce. Mamma e papà hanno un nuovo bebè, non se ne fanno più niente di te. Si sono rubati i colori, i coglioni. Qui respiriamo ancora un po' di Sardegna. Gianni Piras, artista 100% sardo, affronta un monologo che mette a dura prova l'intervistatore della rassegna Stramba. Ecco a voi. Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Perché si sono venduti i colori? I coglioni. Top 5 Nerds. Benito J è una delle migliori scoperte di uno youtuber che all'epoca trattava le famose Top 5 Nerds, Stormy. Eh sì, nel 2015 Stormy aveva questa rubrica dove scopriva nuovi prestanti youtuber, spesso molto giovani. Ad oggi la Top 5 Nerds sono scomparse insieme agli edit MLG che spesso li accompagnavano. Ma abbiamo ancora Benito J, l'esperto di Misteri Salmar e il fratello fantasma. È ora di salutarci. Maestro, in regia, musica. Fare questo video ci ha fatto pensare a quanti di loro siano barboni, carcerati o gente ripudiata dalla società. Loro sono semplicemente loro stessi. Siete voi, gli stronzi che parevano addosso a loro. Che fanno della vita di questa gente uno scherzo. Non sta scritto. È divertentissimo, sì, però dall'altro lato c'è un fardello psicologico. Pensate essere voi quelli presi per il culo per i motivi sbagliati. Ci teniamo a ringraziare. Prendiamo il gobbo.
Andrea Di Pre, Peppe Fetish, Giorgio Cappello di Paglia, Gianandrea Moglià, Alici come prima, Fabrizio Cerrone, Neapolitan Fresh Menes, Giangi Showman, Bubi Crudelia Memon, e infine ringraziamo Yotobi e Crua89 e Concast HD per l'ispirazione, ragazzi, in grazie tutti mille. questi anni. Questo era l'iceberg Dei meme italiani, degli ultimi 15, 20. 30 anni. Questo è troppo content. Troppo content. Il video è stato scritto e diretto da Gabriele De Vito. Lorenzo Morra. Infine sono Dovuti e voluti i ringraziamenti a Lorenzo Barretta, che ha fatto questo misero editing. Lorenzo, parola a te. Testo!